Al via la quinta corsa dal Savio, un miglio per cavalli di 3 anni, 1 Galatea Deni, 2 Golden Rose, 3 Goccia Prat, 4 Grace Kelly Matley, 5 Gea Pax, 6 Glamour Trio, seconda linea 7 Gerberaget, 8 Glory and Goldari, 9 Gioia Ban, 10 Gregen Bigi. I favori per Goccia Prat, numero 3 Edoardo Bacalini, macchina che accelera gradualmente. In partenza c'è veloce Grace Kelly Matley che prova ad avvantaggiarsi nei confronti di Gea Pax che insiste al suo esterno. Numero 7 Gerbera Jet squalificato. Dietro è Golden Rose, però all'esterno Goccia Prat, insiste al largo Gea Pax ma replica Grace Kelly. Primi 200 in 14,7, Grace Kelly Matley in vantaggio. In seconda posizione c'è Golden Rose, mentre all'esterno rimane Gea Pax, il quarto iniziale in 29,8, più indietro c'è Goccia Prat. Goccia Prat torna all'esterno e copre Golden Rose SP, andando direttamente in scia a Gea Pax dopo 600 metri in 46,4. Grace Kelly sempre a condurre, Goccia Prat che muove in terza ruota all'altezza dei 700 metri. Vola in breve Gea Pax, si porta all'attacco di Grace Kelly e con un parziale secco in 15 che vale molto meno per Goccia Prat, passa a condurre. Nuova leader dunque Goccia Prat che deve vedersela ora con il tentativo di ritorno di Gea Pax. Intanto 1,16,8 il passaggio al chilometro. Gea Pax prova nuovamente a portarsi su Goccia Prat. E siamo al paletto dei 400 metri finali con il tentativo di Glory and Goldari ora. Glory and Goldari si porta a ridosso di Goccia Prat e le due si staccano in lotta, con Goccia Prat che replica l'affondo di Glory and Goldari. Completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo, parziale in 15,5 con Goccia Prat che sembra comunque in totale controllo. E nel finale si afferma molto nettamente sulla stessa Glory and Goldari, mentre per il terzo finisce bene all'interno Galatea Deni. 1,16,3 il ragguaglio conclusivo, 39 chiudere, ma tutto in scioltezza per Goccia Prat che raccoglie così una bella vittoria, la seconda in 3 uscite per Goccia Prat che Edoardo Bacalini porta a un netto primo piano, come vedete nelle immagini. Il training è dello stesso Edoardo Bacalini per conto della scuderia Foresi Concetti Polini.